Nel primo tempo, insomma, soddisfazione per due mete, così per la squadra, grande concretezza, poi nella ripresa ci sono state maggiori difficoltà. No, siamo partiti molto bene, come ci eravamo prefissati tutta la settimana, di partire con grande intensità, e l'abbiamo fatto e abbiamo capitalizzato con due mete. Il secondo tempo volevamo iniziarlo chiudendo la partita il prima possibile, poi però siamo entrati in un vortice di calci di punizione, di errori che non ci ha fatto permettere di chiudere la partita. Loro poi sono stati bravi a rallentare il nostro gioco, mettendo molta pressione nelle rack, però c'è grande soddisfazione per il risultato ottenuto. Abbiamo visto insomma anche un'azione da parte tua in combinazione con Avanzil, con una tua finalizzazione insomma importante. Sì, è stata una bella azione, una bella giocata, capitalizzata molto bene, è riuscita, siamo molto contenti e sono molto contento di aver segnato contro Padova. Sono insomma 4 punti importanti, adesso insomma la cosa si fa sempre più interessante, 3 squadre in testa al campionato che lotteranno nelle prossime partite per cogliere il massimo. Ma noi ci eravamo prefissi, era per noi una partita importantissima, ce la siamo detti tutta la settimana, perché avessimo vinto saremmo andati secondi e avremmo consolidato la nostra posizione e avremmo lasciato Padova nella situazione brutta di dietro in classifica. Siamo riusciti a vincere, è stata una vittoria fondamentale per noi e adesso vedremo di lottare per il primo posto. Possiamo dire che da un certo punto di vista la partita più decisiva, diciamo, sono tutte importanti, ma in questa ultima parte del campionato sarà il derby a Rovigo secondo te? Ma io sono uno che vede sempre partita per partita quello che ci serve, dobbiamo prenderle una alla volta e dare il massimo sempre perché sono tutte importantissime, poi arriverà anche la partita in Russia che sarà fondamentale per noi per la Coppa e quindi ci aspettano settimane molto dure davanti. Parlavi con i colleghi della carta stampata per quanto riguarda le tipologie di placcaggio fatte in un certo modo in generale, no? Insomma, si spera che queste cose non accadano mai. Ma secondo me questo è un tipo di placcaggio potenzialmente molto pericoloso. Da sempre, se ne vedono tantissimi in tante partite e dovrebbero essere penalizzati ogni volta che succede. Purtroppo sin dall'inizio Padova l'ha fatto, non è stato penalizzato, poi è successo il brutto fatto di Gatto che dispiace a tutti ed è stato penalizzato con il giallo. Il giallo è giusto, però prima se fossero stati penalizzati in precedenza forse non sarebbe successo.